passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, ancora insieme, andiamo a sbirciare anche quello che è successo a Prato. Infatti siamo ritornati in questa stupenda cittadina in occasione delle Passioni d'autunno, che sono la festa delle castagne e, attenzione, la festa del cioccolato. Direi che questa è un'iniziativa che accomuna un po' tutta la famiglia, un sacco di gente, evento ben riuscito, guardiamoci le immagini. Cioccolato e castagne, un binomio perfetto, torna a Vergaio Passioni d'autunno, la kermesse dedicata al cioccolato d'autore e alle caldarroste, una giornata di festa in programma domenica 10 ottobre dalle 9 alle 20. La manifestazione è giunta alla terza edizione organizzata dal Comitato delle Feste e dal Circolo MCL di Vergaio. Il programma, oltre a degustazioni di castagne abbinate al vino del comprensorio pratese, prevede la presenza di 15 maestri cioccolatai provenienti da tutta la Toscana che proporranno irresistibili variazioni sul tema il cioccolato artigianale. È una cosa molto sentita anche dal paese di Vergaio. Infatti quest'anno il Comitato Feste di Vergaio, insieme alle associazioni del paese, abbiamo cercato di coinvolgere tutti quanti, perché è una festa prima di tutto di Vergaio, ma vuole essere poi un invito a tutti quanti di venire a gustare queste castagne che i nostri volontari con molta pazienza riescono praticamente a gestire. Ci sarà appunto il cioccolato, questi maestri cioccolatai, così si definiscono, ma sono veramente, vengono da tutta la Toscana e praticamente noi abbiamo cercato di coinvolgere proprio i migliori. Anche quest'anno saranno presenti gli studenti della scuola alberghiera Datini che, guidati dai loro maestri chef, prepareranno dal vivo il brucomela, una gigante composizione di mele ricoperte di cioccolato fuso che verrà distribuito gratuitamente al pubblico. Non mancheranno momenti di intrattenimento. Durante la manifestazione Passioni d'autunno qui a Vergaio ci sarà modo di incontrare la gente e animare tutta la situazione, diciamo, durante il pomeriggio specialmente, ma anche il mattino. Ci saremo noi a fare un po' compagnia ai nostri ospiti, che auspichiamo siano molto numerosi, e nel pomeriggio anche la presenza di Moreno Utopia, un trampoliere trasformista molto noto non solo in Italia ma anche all'estero. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e come potete vedere dietro le mie spalle cosa c'è? Ma come cosa c'è? C'è il Palazzo Ducale di Sassuolo, per cui dove siamo? Siamo a Sassuolo in occasione delle fiere d'ottobre, un mese intero di iniziative ininterrotte per ogni giorno della settimana, per tutto il mese, tra divertimento, spettacolo e anche la possibilità di acquisti molto validi e magari anche risparmiosi. Ma sentiamo un po' cosa ne pensa la gente di Sassuolo. Sono molto belle, ma noi ci siamo appena trasferiti, quindi praticamente abbiamo visto soltanto la prima di domenica scorsa. Quindi voi siete novelli a Sassuolo praticamente? Siamo trasferiti qui da un anno, però in realtà è la prima volta che le vediamo complete. L'anno scorso non sapevamo neanche ci fossero. Perfetto, insomma. bene, quindi potrebbe dare un termometro di cosa le pare, di cosa vi sembra questa cittadina? Sì, è una cittadina molto carina, piccola ma accogliente, vivibile, pulita, ci sta piacendo molto. Voi venite da? Abruzzo, L'Aquila e Teramo. Bene, quindi buona permanenza e buona serata. Grazie, arrivederci. Cosa ne pensate di queste fiere d'ottobre? Ah, bello. Bello, la prima volta. No, è una bella iniziativa. Lei però era molto impegnata col telefono. No, stavamo guardando notizie, avevamo una discussione, stavamo guardando delle notizie. Ah, perfetto, bene. E la moglie? Sì, sì, sì. Le dà fastidio molto quando suo marito sta al telefono oppure è una di quelle persone, diciamo così, affidabili? Tra virgolette? No, affidabile, no, non sta molto al telefono. È vero. Stavamo guardando praticamente, avevamo un discorso iniziato, stavamo guardando delle notizie su internet, delle cose non belle. Delle cose non belle, va bene. Sì. Parliamo di cose belle, quindi fiere di ottobre vi piace? Avete addocchiato qualche articolo, qualche negozio? No, c'è un po' di movimento, si sta bene, abbiamo un bel clima, bene. Bene, perfetto, vi farei una foto, siete bellissimi su questa panchina con lo sfondo di Sassuolo. Grazie e buona serata. Grazie. Allora, siamo insieme a un commerciante, ciao, ti chiami? Paolo. Paolo, allora, ci puoi spiegare come si rivoluziona Sassuolo nel mese di ottobre? Diventa uno dei più bei paesi della provincia, sicuramente, forse anche della regione, perché abbiamo tante manifestazioni, i commercianti ci mettono del loro, nel loro piccolo ognuno allarga le loro vedute, fanno della musica, fanno
degli aperitivi strani, particolari, eventi, cerchiamo di organizzare e rendere più bella, più vivibile il Sassuolo. Diciamo che lo scacco matto alla crisi è proprio l'unione tra i commercianti. Assolutamente, se non uniamo le forze tra noi commercianti non si può andare avanti, anche perché comunque il Comune fa quello che può fare, ma i miracoli non li fa nessuno e quindi dobbiamo comunque aiutarci per migliorare e dare un servizio migliore. Bene, domanda ovviamente molto ufficiale, Sassuolo da Champions? Sassuolo da Champions? No, di più. Di più. Grazie Paolo, buona serata. Altrettanto. Le fiere d'ottobre regalano un sacco di gente che viene dall'Appennino, un sacco di gente che viene dai paesi limitrofi e il brulicare di tutte le attività. Quindi diciamo però una non so differenza a livello- sostanziale del mese di ottobre rispetto agli altri. No, il mese più bello per me, se posso essere sincera, è settembre, che c'è il Festival della Filosofia, che quest'anno è stato stupendo, devo Quindi dire. facciamo un nodo al fazzoletto, quest'altro anno a settembre saremo presenti Sì, qui. sì, assolutamente, perché il Festival della Filosofia è bello per le attività, è bello anche per le persone che arrivano. Facciamo tipo uno spot, mi faccio uno spot di settembre filosofico agli amici che la guardano da casa. Venite a Sassuolo per il Festival della Filosofia, che è bellissimo, e poi per Palazzo Ducale, che è meraviglioso, che hanno aperto tutto. Bene, grazie Sara e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, siamo ritornati in Emilia Romagna, esattamente a Sarsina, che forse non tutti sanno dov'è, è in provincia di Cesena, in occasione di queste settimane dove vede sempre un weekend ricco di appuntamento, ovviamente delle castagne. Poi sempre in Emilia Romagna, a Sant'Agata Feltrinea, abbiamo avuto il piacere di vedere una di quelle sagre importanti, perché è la fiera nazionale del tartufo bianco, quindi un altro appuntamento importante. E poi sapete, in questo periodo se non si va a Tartufi ora forse non si ci andrà mai più. Comunque noi siamo stati presenti, guardate un po' le immagini e carpite se riuscite l'odore di questo fungo bianco che è veramente strepitoso. Prima domenica a Sant'Agata Feltre della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, siamo in compagnia del Presidente della Proloco. Presidente, questa fiera ormai è arrivata alla 33esima edizione, quali sono le novità quest'anno? Quest'anno in fiera abbiamo creato alcune zone dedicate, a differenza degli anni passati. Abbiamo ampliato la zona degli artigiani al lavoro. Nella piazza di sotto, denominata Piazzetta delle Erbe, abbiamo creato un angolo biologico. Qui la gente può acquistare e degustare appunto prodotti biologici e anche prodotti naturali. All'interno della stessa abbiamo inserito, e siamo orgogliosi di questo perché è da tempo che ci stavamo lavorando, un banco dedicato alla somministrazione di prodotti per celiaci. Abbiamo pubblicizzato anche questo evento, abbiamo avuto molto riscontro dal pubblico e ne siamo veramente fieri. Invece per quanto riguarda il vostro punto di forza, che è il tartufo bianco pregiato, ci sono novità quest'anno? Quest'anno purtroppo è stato molto siccitoso, infatti ha cominciato a piovere adesso, i benefici li troveremo a novembre. Comunque qui noi siamo ben forniti. Il prezzo del tartufo indicativamente si parla che varia dai 2 ai 4.000 euro al chilo. Comunque ad ogni modo i nostri espositori provenienti da varie regioni d'Italia sono venuti appunto forniti del prodotto che è il simbolo di questa fiera. Espositori che devono passare, diciamo così, un bel settaccio per entrare a far parte qui alla fiera di Sant'Agata Feltre, che ogni anno portano prodotti di grandissimo valore qui in fiera e nonostante, diciamo, le difficoltà climatiche che ci sono state, continuano le vostre gare, per esempio con i cani di tartufo. Sì, la seconda domenica all'8 abbiamo la gara dei cani. Anche questa è ambita da molti partecipanti. Di anno in anno abbiamo delle novità e quest'anno abbiamo anche voluto dare, sarà una sorpresa, un premio, diciamo, fedeltà, perché abbiamo... Conad Camaiore garantisce ogni giorno prodotti sempre freschi, direttamente sulla tua tavola. Conad, persone oltre le cose.
Dolciaria Toscana, i sapori delle coccole, maestri pasticceri dal 1995. La qualità è il nostro obiettivo da sempre. Ci trovi a Montelupo. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Dal 2013 Hydrostyle Termoidraulica è leader in climatizzazione termoidraulica, lavori di lattoneria, progettazione di piscine, sistemi di irrigazione e impianti antincendio. Chiamaci! Passo subito alla presentazione del cartodromo, che come vi dicevo è indoor, è l'unico in Toscana con queste particolarità. Il cartodromo si snoda in circa 450 metri di pista, abbiamo come kart dell'OTL, siamo a Montecatini Terme, uscita autostrada, e un saluto caloroso da parte dello staff del MyKart. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, lo dai tu.